Allora, io sono qui per raccontarvi la sezione ragazzi del Festival Settembre dei Poeti che lo ha accompagnato per 11 anni, appunto da quando è nato. Ritengo sia uno degli elementi più importanti del festival. In particolare quest'anno abbiamo come ospiti due laboratori molto interessanti, uno sul fumetto e un altro molto importante dedicato invece ai ragazzi più grandi, che è un laboratorio di scienza dedicata all'astronomia. Oltre a questo abbiamo un laboratorio di lettura ad alta voce che è invece dedicato per la sezione dei più piccoli. Sandro, sì, quanto si paga questo laboratorio che si fa in Seneca? Io sono già 4 anni che mi invitano con piacere a Seneca a fare questo laboratorio e imparo a spipiedere a pintare. Seguendo in regola del suo disegno e dunque a partire da questa forma ovale, mi a fare il suo fumetto che voi andavo a presentare e io vince se posto in Sabrazza e noi in Seneca. E come ti funti questo scienze? Bravo, funti. No, appunto i bravi c'erano, si impegnano, ti rispraci in media. Su disegno a questa età, che sto devi più delle scuole elementari in media, è una forma di strumento forse principale ancora più di questa scrittura e dunque è una cosa che è più su braci in media. Ma tutti dei noi funti o devi da di accanto a voi? No, quasi tutto de sene, però qualcuno c'è vince de Bonarca, devi da solo. E però, Sandro, quanto si paga di fare una cosa tua pure? Noi imparare fra di me su fumetto su bilingue, in lingua sarda e italiana. La lingua sarda è carattere per un manno, e la lingua italiana è carattere per un spitticco. Perché pensavo che su fumetto tenga via una funzione didattica, puoi imparare a conoscere meglio questa lingua nostra pure. Che si può imparare in ogni che si sia da attività. Quindi non fate perché studiare di fumetto, ma perché studiare di filosofia, di storia, di scienza. E su fumetto a questa età è uno strumento che permette di fare questo traballo. Sì, è uno strumento che va andata ben in meta per questa idea che noi abbiamo del bilinguismo possibile. E poi altra cosa si preparando. L'ultimo trabalho che ho fatto è questo libro del lusso, ho fatto una mostra in Armungia, due armungesi, dunque su un paesano nostro, Luso Illustre, miglior lusso, io ho fatto una mostra 2 anni fa e poi con Carlo Delfino Editore e ho pubblicato e ho risultato presententi. Salve, mi chiamo Jens, sono danese e è è il secondo anno che vengo qui a Settembre dei Poeti per fare laboratori di astronomia per i ragazzi. L'altro anno avevo portato un planetario e anche un telescopio con un filtro solare, così abbiamo guardato il Sole attraverso il telescopio. E quest'anno invece abbiamo fatto dei laboratori dentro, un po' di progetti di scienza cittadina, diciamo, in cui i ragazzi possono aiutare gli scienziati a completare progetti a cui serve un'intelligenza umana, diciamo. Abbiamo anche fatto esperimenti con la luce, con la spettroscopia e poi abbiamo fatto questa cosa qui che è realtà virtuale. Praticamente è un viaggio attraverso lo spazio, attraverso il sistema solare e poi fuori nell'universo a vedere le stelle più grandi che conosciamo.